Dottore Terrana, allora stiamo vedendo tanti pacchi che sono stati restituiti al mittente, quindi alla sua farmacia, da parte delle autorità competenti. Sono venuti in AS perché, diciamo, per sciogliere definitivamente ogni sua accusa. Lei è stato anche, diciamo, assolto da tutto ciò che sono state le colpe che le hanno addossato, e oggi, diciamo, si chiude definitivamente con la restituzione anche di quanto è stato sequestrato. Sì, effettivamente dopo tantissimo tempo, dopo tantissimi lunghi anni di iter giudiziario, finalmente la Corte d'Appello ha emesso la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, e quindi ieri proprio si è conclusa l'iter giudiziario proprio con la riconsegna di tutte le medicine, tutte le ricette eccetera che mi erano state sequestrate proprio come materiale probatorio, come materiale di accusa. Poi venendo meno tutte le accuse, l'autorità giudiziaria ha rimesso al mittente proprio tutto il materiale di cui è a vista. Un iter diciamo che è durato parecchio e che sicuramente anche da un punto di vista umano l'ha provata particolarmente. Beh, la sofferenza sicuramente è stata tanta, però abbiamo avuto la forza e il coraggio, la famiglia, di superare tutti questi eventi che si sono succeduti nel tempo, e poi alla fine, sai, la verità poi è venuta a galla e quindi primeggia sempre la verità. La giustizia ha fatto il suo corso e noi siamo qua ritornati a esercitare le nostre professioni. Lei continuerà nella richiesta di risarcimento danni? Beh, adesso facciamo un'istanza all'ASL per il pagamento delle ricette che mi erano state sequestrate e poi vediamo che cosa succede, insomma.